200 manifesti in tutta la città per promuovere l'uso della mascherina. Il sindaco Giordani non aspetta le misure contenute dal nuovo DPCM, ipotesi che si fanno largo di giorno in giorno e che prospettano l'obbligo di utilizzo anche all'aperto. Si arma in anticipo con una campagna massiccia di prevenzione e allora al via con cartelloni per tutto il mese di ottobre che ricorderanno ai passanti l'impegno a proteggersi e proteggere gli altri, visto che la partita con gli effetti di una seconda ondata di contagi si gioca qui e ora con il buonsenso dei cittadini. In particolare la sera vedere tanti ragazzi senza mascherina mi preoccupa. Con gli sforzi che abbiamo fatto, con il tempo che abbiamo dedicato veramente sotto tutti gli aspetti, non voglio neanche pensare che torniamo indietro a un lockdown. Vediamo cosa fa il governo. Se il governo non farà quello che si dice faranno da mercoledì, attueremo noi, non in maniera diffusa ma in maniera puntuale, solo in alcune zone, di fronte alle scuole, di fronte ai bar, senza esagerare, ma non con atteggiamenti vessatori. È un piccolo gesto, un piccolo sacrificio, facciamolo tutti, è una cosa indispensabile. Intanto i controlli si fanno più intensi, specie dentro agli autobus, davanti all'uscita delle scuole, alle fermate e nei luoghi della movida dove gli assembramenti sono più frequenti. Chi viene beccato senza indossare la mascherina rischia una multa elevata. E devo dire che negli ultimi 10 giorni non abbiamo riscontrato irregolarità. Quelli che sono totalmente sprovvisti vengono fatti scendere e sanzionati con 533 euro nel caso dell'autobus, che è ridotto a 370 euro circa se pagati entro i 5 giorni. Pattuglie fisse e anti-affollamenti presenti ogni sera. È una lotta un po' impari perché in tali sere si parla di migliaia di persone, chiaramente le 3-4 pattuglie fanno tutto ciò che è loro possibile, però essere veramente incisivi in questo contesto, cioè l'essere veramente incisivi non deriva da un'attività repressiva ma da un'attività di sensibilizzazione e di informazione che deve essere fatta necessariamente in via preventiva, sia tra gli esercenti che tra gli stessi avventori. Infine controlli sul rispetto dell'isolamento obbligatorio. Al momento sono un centinaio i soggetti pizzicati.